Una buona giornata, ben trovate e ben trovati in questo martedì 15 ottobre, insieme come sempre con la nostra prima edizione fino alle 13:30. Tante le notizie dal territorio come sempre. Partiamo subito con la cronaca, mentre ricordiamo che è in corso in Consiglio regionale l'udienza con Zaia, in cui ha riferito insomma in Consiglio sull'autonomia. Sono in corso in questo momento gli interventi delle opposizioni. Avremo modo di farvi ascoltare che cosa ha riferito il presidente Zaia dopo l'apertura del tavolo di trattativa con le regioni aperto appunto lo scorso 3 ottobre dal ministro Calderoli. Dunque noi invece partiamo, come dicevo, con la cronaca. Chiedo gentilmente alla regia se riusciamo a far vedere dal sito dell'home page della Tribuna di Treviso: incidente sul lavoro a Spresiano, operaio cade dal tetto, è grave, non sarebbe in pericolo di vita. È l'ennesimo dopo quello che è avvenuto anche ieri. Vi daremo conto di questo infatti durante la nostra prima edizione, ma come vi dicevo cominciamo con la cronaca. Il caso dell'aggressione alla commessa in centro a Treviso era il 31 luglio scorso in via Avogari, esattamente il pieno centro città. Un'aggressione che aveva visto come protagonisti dei ragazzini tra i 15 e i 17 anni. Ci sono degli sviluppi su questa vicenda. Sentiamo il contributo realizzato dalla nostra collega Francesca Bozza. Continuano le indagini dei carabinieri, con me il colonnello Stefano Mazzanti, comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Treviso, in merito all'aggressione e rapina ai danni di una giovane commessa accaduto lo scorso 31 luglio in via Avogari. Siamo in centro a Treviso. La ragazza stava transitando, stava camminando con la bicicletta, si è trovata di fronte a questi ragazzini minorenni, ha chiesto loro di lasciarla passare e da lì è scattata la violenza. L'hanno strattonata, addirittura le hanno lanciato contro delle sedie dei locali che si affacciano sul vicolo, ha riportato alcune ferite e poi le hanno strappato la borsetta con all'interno diversi oggetti personali e anche di valore. Da lì è scattata la denuncia. Le indagini dei carabinieri, che sono riusciti anche grazie alle telecamere e alle testimonianze dei residenti, di chi era presente, a risalire ai presunti responsabili. Parliamo di 4 minori, 3 ragazze e un ragazzo, all'epoca dei fatti tra i 14 e i 17 anni, infatti una delle ragazze adesso è maggiorenne. Le indagini, ho detto, continuano perché c'è stata una nuova fase. Comandante. Sì, allora, la prima fase delle indagini, come lei giustamente ha detto, era riferita all'esame delle telecamere, quindi le immagini di videosorveglianza urbana che hanno aiutato molto i carabinieri della stazione di Treviso nell'attività appunto del prosieguo. Sono stati identificati questi 4 giovani, parliamo di 3 ragazze e un ragazzo, che hanno consentito poi agli operanti di richiedere un decreto di perquisizione, a seguito del quale poi abbiamo appunto eseguito le misure e abbiamo recuperato degli elementi che insomma ci hanno dato la conferma che il progetto investigativo era quello giusto. Ecco, è possibile capire che elementi avete trovato in queste perquisizioni che che sono appunto legate poi all'evento di cui stiamo parlando? Beh, allora in questi casi chiaramente quando si fa riferimento alle immagini di videosorveglianza si va a cercare tutte quelle cose che possano dare la conferma dell'identità delle persone che vengono riprese dalle telecamere. In questo caso sono stati trovati vestiti che i ragazzi indossavano al momento dell'aggressione e quindi questo ci dà sicuramente un valore aggiunto nell'attività investigativa. Insomma, si parla di minorenni, quindi immaginiamo che al momento della perquisizione ci fossero anche i genitori. Ci si chiede sempre i genitori come reagiscono di fronte ad episodi del genere che vedono i figli così giovani protagonisti. Beh, allora chiaramente i genitori rimangono sempre un po' stupefatti di quello che è il riscontro dell'attività investigativa. Chiaramente parlo anche da padre, nessuno di noi vorrebbe vedere coinvolti i propri figli in queste circostanze, però chiaramente
Una volta presa coscienza c'è sicuramente un momento di confronto tra il minore e il genitore che cerca di comprendere qual è la portata di quello che è successo e soprattutto come si è arrivati a questo. Questa è la dimostrazione di come le forze dell'ordine siano impegnate sul territorio a contrastare quelle che ormai vengono definite le baby gang. Tra l'altro c'è anche la presa di posizione forte da parte della questura, perché vi leggo i dati: sono stati 7 i minori colpiti tra i mesi di marzo e luglio di quest'anno dal provvedimento di prevenzione dell'avviso orale adottato dalla questura su proposta dei carabinieri di Treviso, per ragazzi che siano resi responsabili di cosa, comandante? Sì, parliamo sempre di questi crimini di strada, questi street crimes, che sono episodi che sono di piccola portata, ma che chiaramente messi nel tempo e nel susseguirsi ravvicinato degli eventi danno sicuramente una percezione di sicurezza minore. Il provvedimento di prevenzione sicuramente è un provvedimento che nasce per altri scopi, chiaramente, ma applicato in queste circostanze serve come momento di confronto anche con i giovani, per fargli comprendere che il loro comportamento li può portare su un declino molto rapido verso comportamenti più gravi. Grazie davvero al comandante Stefano Mazzanti. Lo ricordiamo che l'ultimo avviso orale risale a pochi giorni fa, a domenica, sempre nei confronti di un giovanissimo. Grazie comandante Stefano Mazzanti. Una linea dura seguita anche dalla questore Alessandra Simone dopo la violenta rapina dell'altro ieri pomeriggio nello store cinese Nu in strada Ovest. Uno dei responsabili, dopo essere stato arrestato, è stato espulso dall'Italia e ora si cerca il complice. Quando non possiamo intervenire con la prevenzione, interveniamo immediatamente con la repressione, e questo è un episodio proprio efficacissimo di come la repressione funziona, perché non soltanto abbiamo arrestato il soggetto che ha compiuto il reato, ma lo abbiamo accompagnato fuori dal territorio nazionale. È stata immediata e soprattutto dura la reazione della questura dopo la violenta rapina al negozio Nu di Viale della Repubblica, dove 2 giovani tra i 20 e i 30 anni hanno tentato di uscire senza pagare della merce, prendendo a calci e pugni i dipendenti che hanno tentato di fermarli, arrivando a spruzzare contro di loro dello spray urticante al peperoncino. Uno è riuscito a scappare, l'altro, un 23enne, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Il soggetto che abbiamo fermato è un cittadino straniero, un tunisino, che è risultato irregolare sul territorio italiano, per cui lo abbiamo fermato, bloccato, restituito la refurtiva che aveva indebitamente sottratto, e soprattutto, il passaggio più importante, lo abbiamo accompagnato per l'espulsione al centro di permanenza temporanea, al fine proprio di eliminarlo dal territorio italiano ed eliminare quindi la causa del problema. Il giovane è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Indagini sono in corso per identificare anche il complice. La polizia ha posto sotto sequestro lo spray urticante e i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena. Lo store è gestito da quasi 10 anni da cittadini cinesi. I titolari raccontano l'accaduto, ma preferiscono non apparire per paura di ritorsioni. Già un paio di mesi fa, ci spiegano, i soggetti in questione erano entrati nel negozio sottraendo della merce. Stavolta sono stati tenuti d'occhio. Le ragazze sono andate fuori dal negozio, oltre la cassa, a aspettarli, di chiederle cosa hanno preso, di rientrare e pagare quello che hanno preso, e si sono presi, hanno corso e poi hanno minacciato, hanno picchiato un po' i nostri ragazzi, sì, e hanno tirato fuori dalle tasche il peperoncino che l'ha spruzzato addosso alle nostre ragazze. Nel frattempo è arrivata la polizia, che ha bloccato e arrestato il 23enne. Un'aggressività mai vista, spiegano i negozianti. Va bene a rubare, però questa è stata la violenza più grossa che abbiamo subito. I 2 commessi, che nella colluttazione hanno riportato contusioni, come pure la dipendente raggiunta al volto dallo spray, sono stati medicati in pronto soccorso e rimandati a casa. Resta la preoccupazione per un settore, quello del commercio, in cui non si sa più come comportarsi con i clienti. Brutto da dire, però sì, c'è la parte della persona cattiva che sta diventando ancora più cattiva, sì.
E ora la cronaca dalle strade. È stata l'apertura del nostro TG di Treviso ieri sera, un incidente mortale che si è verificato intorno alle 17 a Bessica di Loria, lungo la strada principale del paese. A perdere la vita l'88enne Aldo Stadiotto, una comunità che oggi è sotto shock e piange la sua scomparsa. Per noi, collegato da Bessica di Loria, c'è il nostro Mirko Cavallin. Mirko, buongiorno. Buongiorno Edi, con me c'è Alessandro Costacuta alla parte tecnica e il vice sindaco di Loria, Lucia Sbrissa. Una grande perdita questa di Aldo. Certo, assolutamente, una persona che viveva all'interno della comunità, sempre in prima fila, messa alle sagre insieme alla moglie. È una grande perdita. Questa, come dicevi Edi, è una strada provinciale. Alessandro adesso ci mostra il flusso di macchine che c'è, il limite sarebbe 50 all'ora, uso il condizionale però purtroppo, vice sindaco. Sì, purtroppo sta nella coscienza delle persone, le regole vanno rispettate, si capisce che è una strada trafficata ma anche che ci sono delle abitazioni a entrambi i lati della strada, quindi ci sono degli incroci, bisognerebbe rispettare i limiti. A proposito di strada, c'è la pista ciclabile sul lato opposto e qui c'è un marciapiede, quindi dal punto di vista infrastrutturale qui insomma non manca nulla, diciamo. Cosa può essere successo? E qui diciamo che la dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità. Ieri era una giornata molto soleggiata e l'incidente è avvenuto in un orario molto particolare ed il sole, diciamo, accecava assolutamente gli occhi e quindi non c'era visuale. Questo da capire perché il furgone veniva da ovest e invece il nostro compaesano andava probabilmente verso ovest, e qui da capire cosa è successo, se il sole o qualche dinamica particolare per cui è intervenuta ed è successa questa cosa, che in questa strada non era mai successo che una persona perdesse la vita per un incidente stradale. Ci sono ancora dei segni per terra, se Alessandro riesce a mostrarli. Appunto si parla di uno sbalzo di una cinquantina di metri, l'incrocio è quello tra questa che è via Dante Alighieri e via Enego, mentre il signor Stadiotto con la moglie abitava a pochi passi da qua nella lottizzazione di via Asiago. Un momento drammatico, immagino, per i primi soccorritori. Lei è passata a pochi minuti di distanza? A pochi minuti prima, e avevo visto che già comunque la situazione in senso di visibilità era scarsa proprio per questo sole così importante, quindi è da capire cosa è successo, perché comunque Aldo era una persona in gamba, una persona di 88 anni che va via in bicicletta, che comunque andava a prendersi il giornale, caffè, giocare a carte, quindi una persona dinamica, assolutamente, non si può dire anziano per l'età, ma assolutamente giovane nell'animo. Il sindaco Alberto Battistella ha invocato un nuovo autovelox. Qui ci sarebbe una struttura laggiù a 200 metri, ma qui la competenza è provinciale. Qui la competenza è provinciale, però i nostri vigili che sono in convenzione con l'Unione dei Comuni Marco Occidentale si appostano molto spesso con l'autovelox mobile. Però vediamo nella mole delle multe che arrivano in generale, le persone poco rispettano, diciamo, limiti e poco rispettano anche i segnali, però poi quando succedono queste cose c'è ben da pensare. Quel che resta in questi giorni, in queste ore, ovviamente il cordoglio di un'intera comunità. L'amaro in bocca, certo, assolutamente sì, perché è una grave perdita, è sempre una grave perdita, e poi anche il tipo di morte che ha fatto Aldo, insomma. Una morte drammatica sulle strade, morte che allunga purtroppo la lista delle vittime di questo 2024. Abbiamo raccolto in questi minuti anche altre testimonianze in paese, al bar, al supermercato, all'edicola, che poi vi proporremo nel TG di questa sera. Da Bessica di Loria con Alessandro Costacuta e grazie al vice sindaco Lucia Sbrissa è tutto, a te la linea. Grazie mille Mirko, e anche alla vice sindaca per il cordoglio a questo 88enne che purtroppo ha perso la vita ieri pomeriggio. Noi siamo ora in grado di farvi vedere, come vedete in sovraimpressioni, il sondaggio. Questa sera infatti ci sarà Ring a partire dalle 21 con il nostro Nicola Zanetti. Il sondaggio che vi proponiamo riguarda
l'arrivo in Albania dei primi migranti raccolti in acque internazionali dalla nave militare italiana e destinati agli hub creati secondo il protocollo Meloni-Rama. Mentre Ursula von der Leyen parla di un modello da seguire, l'opposizione invece attacca parlando di deportazione e puntando il dito sui costi e l'utilità dell'operazione. Quindi vi chiediamo, migranti verso i centri in Albania servirà? Sì allo 0422 16 26 69 1, no invece allo 0422 16 26 69 0. La chiamata è gratuita, ricordiamo che se trovate occupato significa che la chiamata è andata a buon fine, il vostro voto è stato registrato. L'esito del sondaggio a partire dalle 21 questa sera, su Ring. Noi invece continuiamo con la cronaca da Vicenza, una rapina al supermercato a Bolzano Vicentino, ladri in fuga con il bottino. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina insieme al vice sindaco Massimo Berdin. Sentiamo. Una rapina a mano armata sabato sera in orario di chiusura all'interno del supermercato che vedete alle mie spalle. 2 banditi hanno fatto irruzione stando alle prime ricostruzioni, armati di pistola, volto travisato, e sono scappati con il bottino. Oggi siamo in compagnia del vice sindaco di Bolzano Vicentino Massimo Berdin per fare il punto della situazione anche in termini di sicurezza. Sì, per fortuna è andata bene, nel senso che nessuno si è fatto male, grazie penso anche alla professionalità dei dipendenti che con sangue freddo hanno affrontato questa situazione veramente, veramente terribile, e con clienti anche all'interno, per cui è una situazione veramente pericolosa. Alla fine se ne sono andati con dei soldi ed è il male minore. Noi come amministrazione siamo concentrati anche su questo fatto, cioè nella deterrenza di questi fattori, e l'unico modo che noi pensiamo e che abbiamo a disposizione è quello delle telecamere. Abbiamo fatto un bando, purtroppo i soldi sono terminati, stiamo aspettando dal Ministero un ulteriore finanziamento, speriamo che arrivi quanto prima per proteggere il territorio con dei mezzi adatti a questo utilizzo. Ecco, un episodio isolato sul quale stanno indagando ovviamente i carabinieri. Tema sicurezza in città? Sì, allora, isolato sì, per fortuna a Bolzano Vicentino non sono successi altri episodi così gravi. Furti in abitazioni sì, questi purtroppo capitano, anche se è un periodo che non la chiamiamo, ma siamo abbastanza tranquilli. Però bisogna sempre tenere monitorato il territorio, e tutti quanti, noi per primi, cittadini e amministratori, dobbiamo essere consapevoli che questo purtroppo è un periodo veramente terribile da questo punto di vista. Io ringrazio il vice sindaco per essere stati con noi. E dunque questa la cronaca dal Vicentino. Ora invece ci spostiamo a Padova, perché ha sollevato polemiche e indignato l'opinione pubblica la vicenda dell'attaccante biancoscudato Michael Liguori, condannato la scorsa settimana in primo grado per stupro. Domenica è stato convocato e ha giocato, una vicenda che sta interrogando la politica, ma non solo. E ci colleghiamo in diretta con la nostra Valentina Visentin, che vedo. Eccola, buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Noi ci troviamo nella sede del centro Veneto Progetti Donna, il centro antiviolenza della città, che raccoglie quotidianamente tantissime denunce di donne. E questa vicenda che riguarda l'attaccante biancoscudato Michael Liguori, che la settimana scorsa è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Teramo per uno stupro avvenuto ai danni di una ragazzina appena 14enne all'epoca dei fatti nel 2018, quando Liguori militava nel Pescara in Serie D, ha riaperto il dibattito perché ancora una volta si parla di chi ha commesso la violenza, e senza poi tenere in considerazione il calvario che ha subito invece la vittima. Liguori domenica è stato convocato e ha giocato. Le dichiarazioni del Calcio Padova sono state relegate in una nota di qualche riga.
dicendo che il presidente Francesco Peghini e l'amministratore delegato Alessandra Bianchi attendono di esprimere un giudizio quando saranno completati tutti i gradi di giudizio, e quindi nel frattempo il calciatore continuerà a giocare. Sulla vicenda è intervenuta anche la politica con le dichiarazioni dell'assessore regionale Elena Nostanella, che ha detto come il calcio abbia perso ancora una volta l'opportunità di sensibilizzare e di parlare di violenza di genere. Qui con me c'è Mariangela Zanni, appunto del Centro Veneto Progetti Donna. Parliamo sempre di denunciare, diciamo alle donne di denunciare, e poi l'iter processuale però è molto molto faticoso per loro. Sì, molto faticoso, molto lungo, in questo caso 6 anni dopo una denuncia sono un periodo enorme, soprattutto se pensiamo che le ragazze erano minorenni, avevano 14 e 15 anni. E forse in questi casi l'occasione sarebbe importante, in questa occasione sarebbe importante parlare di cosa succede nei tribunali quando una donna denuncia una violenza e anche uno stupro. Parliamo di vittimizzazione secondaria, quindi le donne vengono ulteriormente colpevolizzate rispetto a quello che hanno subito, perché a loro è chiesto di dimostrare che non volevano subire quel tipo di rapporto, quando invece nel nostro ordinamento dovrebbe essere chi è accusato che deve dimostrare appunto che quel rapporto era consenziente. Invece, soprattutto per lo stupro e la violenza, questo carico passa alle vittime, e questa appunto è un'ulteriore violenza contro di loro. Nessuno si è chiesto in questi giorni come stessero le 2 ragazze dopo questa sentenza e come avessero passato questi 6 anni dal momento della denuncia fino ad oggi. Abbiamo solo letto in qualche piccola riga che appunto hanno avuto molti problemi, soprattutto sono dovute andare via dalla scuola che frequentavano, proprio perché quando una donna denuncia uno stupro, una violenza sessuale verso anche una persona che ha una certa posizione nella società e in città, è difficile che venga creduta e viene colpevolizzata proprio per aver rovinato la vita a quella persona. Spesso lo sentiamo e lo possiamo leggere anche in diversi casi che abbiamo visto in questi anni. Io ritengo che appunto dovremmo parlare più di cosa succede quando una donna denuncia una violenza, e molto meno di come sta il giocatore dopo che ha giocato la partita. Forse si poteva in questo caso essere un po' più coraggiosi e rispettare anche quelli che sono i proclami che vengono fatti il 25 novembre, quindi di condanna seria alla violenza maschile sulle donne, e magari con un principio di precauzione sospendere la presenza del giocatore delle partite finché appunto il procedimento non sia giunto a termine, perché se la presunzione di innocenza vale appunto fino al 3° grado di giudizio, però comunque abbiamo una condanna che in qualche modo ci dice che appunto quello che è successo è stato grave. Quindi non ci si può appellare esclusivamente al garantismo nel giustificare la scelta dell'allenatore della società di far giocare Liguori domenica. Il garantismo fa parte della nostra Costituzione ed è un principio fondamentale che tutti dobbiamo seguire, tutti e tutte. C'è anche però un riconoscimento dal punto di vista sociale della gravità del fenomeno della violenza maschile sulle donne. Se noi diciamo che crediamo alle donne, se diciamo alle donne che devono denunciare la violenza, allora forse qualche passo un po' più di coraggio dobbiamo prenderlo anche in questi casi, appunto mantenendo sempre il principio del garantismo nella nostra linea guida che ci guida nelle nostre scelte. Però ecco, quando ci sono questi casi forse un po' più di coraggio ci vorrebbe, ma anche di coerenza rispetto, non coraggio ma coerenza rispetto appunto a quello che poi si va ad annunciare nelle grandi occasioni, quando si deve in qualche modo anche forse mantenere una patina di di correttezza, che in questo caso per me non c'è stata coerenza rispetto alle campagne che abbiamo fatto negli anni, anche con il Calcio Padova, perché ricordo nel 2013-2014 il Calcio Padova è sceso in campo con il logo del centro antiviolenza. La coerenza, ecco, è questa: prendere decisioni importanti, anche forti, quando succedono queste cose. E nel restituire la linea allo studio noi ricordiamo il numero verde del centro antiviolenza per chi volesse denunciare, perché poi
le vostre chiamate, le chiamate che sono quotidiane delle donne che si rivolgono a voi. Il numero è 881 46 81 e da un anno a questa parte, dopo il caso di Giulia Cecchettin, nella sua immensa tragicità, sono aumentate le denunce. Sì, noi abbiamo già raggiunto il numero che abbiamo raggiunto l'anno scorso, quindi abbiamo più di 1000 richieste di aiuto in 8 mesi, il dato ce l'abbiamo a fine agosto con un incremento esponenziale in quest'ultimo anno, che per noi è positivo perché vuol dire appunto che le donne prendono forza e decidono di uscire dalla violenza, decidono che non vogliono più rimanere in quelle relazioni e perché c'è anche probabilmente un territorio che le accoglie in modo appunto accogliente e diverso da come avveniva prima, che crede alle loro parole e che le accompagna in un percorso appunto anche lungo e doloroso, come l'abbiamo visto anche in questo caso di cui abbiamo parlato, di libertà, di liberazione. È importante però che ciascuno faccia la sua parte anche in questi casi, perché non sono slegati. Il centro antiviolenza è nella città e i casi che avvengono in città sono, come anche in questo caso, sono assolutamente legati appunto a quella violenza che vediamo anche qui. Grazie a Mariangela Zanni, da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina per questo punto e anche i riferimenti telefonici contro le violenze e per chiedere aiuto. Vediamo dal PC intanto che è ancora in corso in Consiglio regionale il dibattimento appunto che è iniziato questa mattina intorno alle 10, più di mezz'ora di intervento del Presidente Luca Zaia sull'autonomia, come dicevamo in apertura, dopo il 3 ottobre quando c'è stata l'apertura del tavolo delle trattative con le regioni aperto dal ministro Calderoli, più di mezz'ora di intervento, presentate le materie non LEP. Sentiamo le parole del Presidente Luca Zaia nei suoi punti centrali. Che fase siamo? Entriamo nel vivo dei ragionamenti. Siamo nella fase della trattativa rispetto alle 9 materie non LEP. Di fatto potremmo dire che l'unica regione che non ha proprio mai chiesto l'autonomia è l'Abruzzo. L'Abruzzo, anche se poi, secondo dichiarazioni del Presidente Marsiglio, ha detto che sarebbe eventualmente interessato alle aree marginali di montagna o altre robe. Ma del resto è l'autonomia differenziata. Più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. E non è una dichiarazione sovversiva, lo dico quelli che si divertono sempre a commentare ogni mia dichiarazione, ma è esattamente quello che dicono i costituzionalisti, i federalisti, cioè l'autonomia va in questo ambito. L'autonomia è stata richiesta dall'Emilia Romagna, che era nostra compagna di viaggio, è stata chiesta nel 2019 con delibera regionale dalla regione Campania, è stata chiesta dalla Toscana e da molte altre regioni, ma potrebbe anche essere irrilevante. Oggi noi abbiamo un tavolo aperto, il ministro Calderoli ha aperto un tavolo il 3 di ottobre, di nuovo sotto sole non c'è nulla, quelli che oggi propongono la consultazione referendaria sono esattamente gli stessi interlocutori che nel giugno 2014 proponevano di bocciare il referendum del Veneto. Gli interlocutori sono gli stessi. Insomma, siamo in un paese democratico, è giusto che ci sia anche qualcuno che possa anche pensare di difendere fino in fondo il centralismo, lo statalismo, tutto quello che non funziona di questo paese. Questo è un paese, nessuno ce l'ha con l'unità nazionale. Per me è ignobile che qualcuno la definisca la spacca Italia o che dica che è la secessione dei ricchi. Questo è un grande processo di decentramento amministrativo, se ci pensate. È sicuramente una delle funzioni che chiederemo al Ministero della Funzione Pubblica, senza creare 20 ministeri della funzione pubblica come qualche fantasioso dice, chiederemo di poter avere la funzione dell'autocertificazione. Siamo nella fase di attesa dei famosi 60 giorni per avere le prime risposte dei ministeri rispetto a quella che è un'ipotesi di lavoro, neanche di approvazione di lavoro. Vi ho già detto, verosimilmente si va nella direzione di pensare in questa prima fase di cercare di fare un negoziato a 4 regioni che possono condividere, che so, 5, 6, 7 materie, quello che sarà, con delle funzioni diciamo che saranno più o meno simili. E quindi sarà anche per noi una prova, un banco di prova, visto e considerato che, insomma, che è abbastanza articolata tutta questa attività.
Queste le parole del Presidente Luca Zaia. Saremo tra poco in grado di collegarci proprio dal Consiglio regionale con la nostra Ilaria Marchiori, anche per fare un punto sul punto di vista delle opposizioni e non solo. Intanto torniamo a parlare di Pedemontana. I debiti della superstrada Pedemontana incideranno sui servizi della sanità, lo dice il consigliere regionale del PD Zanoni in vista del dibattito appunto a Palazzo Ferrofini. 110 milioni di euro in 3 anni. A tanto ammonta il peso della superstrada Pedemontana Veneta sul bilancio della Regione. Un bilancio, secondo il consigliere del PD Andrea Zanoni, da lacrime e sangue. È una previsione veramente molto negativa per i contribuenti veneti, ma rose e fiori rispetto a quello che potrebbe essere, perché a mio avviso sarà molto peggiore. Perché questi 110 milioni di euro di buco sono previsti con delle entrate da pedaggio molto superiori a quelle che saranno. Secondo Zanoni, gli attuali flussi di traffico e le entrate derivate dai pedaggi sono molto inferiori a quelli che la Regione intende realizzare nel prossimo triennio. La superstrada Pedemontana Veneta si dimostra economicamente parlando come un cappio al collo per tutti i contribuenti veneti, che si stringe sempre di più man mano si va avanti. Per 39 anni dalle tasche della Regione, quindi dei veneti, uscirà un canone medio di 300 milioni all'anno a favore del privato che ha in concessione la superstrada. La previsione di incasso dei pedaggi è di circa 120 milioni. Quindi abbiamo ogni anno un buco di circa 180 milioni di euro. L'impatto sarà dunque sulla principale voce del bilancio regionale. Tradotto vuol dire taglio delle impegnative per chi deve mettere un proprio caro nelle case di riposo, taglio per quanto riguarda la sanità, quindi allungamento delle liste di attesa, problemi ai pronto soccorsi, problemi di mancanza di medici di medicina generale. Zanoni contesta infine la scelta fatta per la gestione finanziaria dell'opera. Questa è la traduzione di questo capolavoro al contrario che Zaia ha fatto quando decise di incassare come regione i pedaggi e di garantire per 39 anni un canone certo al privato. Consiglio regionale subito da Ilaria Marchiori a Venezia. Ilaria, buongiorno, sei in compagnia di Villanova e Camani. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Palazzo Ferrofini, ancora in corso la discussione tra il Consiglio regionale e il Presidente Luca Zaia per parlare di autonomia. Un incontro che lei stessa, Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, aveva chiesto più e più volte, che oggi c'è stato. È come se l'aspettava? Devo dire, avevo molte aspettative, speravo che il Presidente venisse a parlarci della Regione del Veneto e invece ha parlato di se stesso, di come l'autonomia per se stesso e per il suo partito sia una bandierina da sventolare, ma non è stato in grado di dimostrare se e come questa autonomia sarà utile alla nostra Regione. I problemi che dobbiamo affrontare sono enormi, tra qualche settimana inizieremo la discussione di bilancio dove ci sono tagli lineari su tutti i capitoli di spesa e non ho capito come l'autonomia potrà aiutare il Veneto a risollevarsi rispetto ad alcuni temi che sono enormi e rispetto ai quali non stiamo dando risposte. Quindi l'aspettativa era alta, la delusione altrettanto alta per delle risposte che non sono arrivate. Al di là delle polemiche, anche insomma al di là delle posizioni ideologiche, noi abbiamo la necessità, l'obbligo, la responsabilità di governare una regione importante in una fase complicatissima a livello internazionale. Servono persone serie che abbiano un progetto di sviluppo. Oggi, dalle parole del Presidente Zaia, questa cosa non mi sembra emersa. Lei ha parlato anche della prima materia di discussione, la protezione civile. Ma più che altro che la protezione civile non sia una materia o alcune sue funzioni devolvibile al Presidente della Regione del Veneto non l'ho detto io, ma l'ha detto il Ministro alla protezione civile del governo di Luca Zaia, alleato di Luca Zaia, quindi diciamo non devo spiegarlo io, al Presidente l'ha già spiegato benissimo il Ministro Musumeci. Peraltro è una materia che riguarda l'interesse nazionale, di difesa nazionale, ma se la delega per la protezione civile mi serve per dare risposte più efficaci rispetto
rispetto al dissesto idrogeologico in cui viene travolta questa regione ogni temporale, sono disponibile a discutere. Se invece deve essere una bandierina perché il Presidente della Regione del Veneto, come è scritto nel dossier, vuole fare ordinanze in deroga rispetto a quelle che emette il Presidente del Consiglio, mi sembra come sempre una modalità di contrapposizione conflittuale che la Regione del Veneto vuole porre contro lo Stato, dimenticando totalmente che l'autonomia prevista dalla Costituzione, cioè dal 116,3, prevede la leale collaborazione tra livelli istituzionali. Invece Zaia oggi e sempre l'ha posta e l'ha raccontata come una contrapposizione contro le regioni del sud, contro il governo centrale, contro la burocrazia, contro il PD, contro la CEI, contro Banca Italia, insomma una posizione che ha isolato il Veneto in Italia e che ovviamente rischia di non farci portare a casa nulla. Ecco, Alberto Villanova, capogruppo, Zaia presidente, consiglio regionale, una posizione che ha isolato il Veneto, lei come commenta? Ma queste non so che film abbia visto la collega Camini, comunque il Veneto è alla ribalta di quello che sono le dinamiche nazionali, anche proprio per la richiesta di autonomia, una richiesta che ci arriva dai veneti. Io quando sento certe polemiche che vengono fatte, ad esempio anche sulla protezione civile, prima di tutto posso dire io non accetto che un ex presidente di una regione a statuto speciale venga a dire a noi che non possiamo avere un briciolo di autonomia rispetto a quello che ha avuto lui come siciliano, e questo lo dico subito, tant'è vero che dopo ha ritrattato quello che ha detto. Ma noi vogliamo essere più vicini ai cittadini, anche in protezione civile, quelle che sono le ordinanze in deroga di cui citava la consigliera Camani, servono ad essere più rapidi, più efficienti quando ci sono situazioni di dissesto idrogeologico. Questo lo vogliamo fare proprio per essere più vicini ai cittadini. Purtroppo al PD è caduta la maschera, questa è la vera questione. Il PD, che si è sempre dichiarato autonomista, lo stiamo vedendo ogni giorno di più con la raccolta firma per il referendum, con quelli che sono i dibattiti che fanno, con quello che dicono in aula. Il PD è un partito contro l'autonomia dei veneti. Dispiace perché sappiamo che tanti elettori del PD hanno votato a favore dell'autonomia e penso siano traditi da chi sta portando avanti un referendum che alla fine sarà il vero spacca Italia. Villanova, nel corso di queste ore più di qualche consigliere di opposizione si è detto deluso da questo incontro e soprattutto l'ha considerato un po' come un nulla di fatto. Ma non mi aspettavo niente di più dall'opposizione, perché in tutto questo tempo il PD non ha mai portato una proposta concreta sull'autonomia. Sarebbe stato bello confrontarsi su quelli che sono i presupposti della Costituzione, su quella che poteva essere un'idea diversa di autonomia, dalla quale si poteva trarre qualcosa di buono. In realtà dal PD abbiamo sempre avuto barricate, abbiamo avuto bastoni tra le ruote dei veneti e abbiamo visto che in tutti questi anni il PD non ha mai presentato in Parlamento una proposta che sia una di autonomia. Quindi non ci potevamo aspettare niente di più da un partito che effettivamente è diventato contro l'autonomia. Camani, una replica veloce a queste affermazioni? È pazzesco come sono al governo del paese, al governo della regione da sempre, se l'autonomia non si fa è colpa del PD. Ci sono risoluzioni depositate in Consiglio regionale mai discusse, ci sono progetti di legge in Parlamento. L'autonomia reale è partita col governo Gentiloni del PD prima e la legge quadro se l'ha inventata il ministro Boccia del PD. Ora finirà la storia in cui c'è il mondo contro i cattivoni e i colpevoli che non consentono di fare l'autonomia e arriverà il momento in cui ammetteremo che il racconto che Zaia e la Lega hanno fatto in questi anni dell'autonomia ai veneti, cioè mi prendo i soldi e faccio quello che voglio, è una barzelletta irrealizzabile e incostituzionale. Mi pare che oggi siamo arrivati al vedo in questo senso. Ecco, lo avete sentito, gli animi sono accesi, la discussione giù in Consiglio sta ovviamente continuando, è iniziata, lo ricordiamo, alle ore 10, ma durerà ancora qualche ora. Io ringrazio Alberto Villanova e Vanessa Camani per essere stati qui con noi, li lasciamo tornare in aula, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e ai tuoi ospiti per questo punto sul dibattimento in corso in Consiglio regionale sull'autonomia. E ora continuiamo con la politica, ma ci spostiamo nella provincia di Treviso e parliamo proprio di provinciali. Fratelli d'Italia rivendica il risultato con una conferenza stampa ieri sera dopo la presentazione del nuovo Consiglio del Sant'Artemio sabato scorso. Abbiamo deleghe importanti, dice Claudio Borgia. Dal canto suo il coordinatore regionale Luca De Carlo confuta la tesi del segretario leghista Dimitri Coin, secondo cui Treviso è ancora una provincia leghista. I numeri dicono il contrario, la stoccata. Sentiamo le loro parole.
Noi non facciamo mai prove di forza, noi vogliamo sempre dimostrare il nostro valore, non facciamo mai prove contro qualcuno, semplicemente abbiamo piacere, oggi per noi è una grande soddisfazione quella di vedere che siamo non solo aumentati in termini numerici come Fratelli d'Italia, ma che siamo anche attrattivi verso altri mondi che sono di centrodestra ma che vedono in noi come punti di riferimento credibili. Treviso non è più leghista, ci state dicendo questo? Ma guarda, non lo dico mica io, lo dicono i trevigiani, perché se facciamo il 32% erotti alle politiche, il 37% alle europee e poi facciamo un risultato come questo alle provinciali, vorrà dire che Treviso è sempre di centrodestra, ma che oggi ci siamo anche noi, che siamo un bel riferimento. Prima lei ha detto non è solo la Meloni che fa i voti, quindi? No, non è solo la Meloni, ha dimostrato, se la Meloni potevano dirci che era solo la Meloni alle politiche alle europee, insomma adesso che votano gli amministratori c'è altro, oltre alla Meloni c'è di più. Da oggi, anzi a dire il vero da sabato, facciamo parte come in passato della maggioranza della provincia di centrodestra a sostegno del Presidente Marcon, con deleghe importanti, deleghe strategiche, edilizia scolastica, protezione civile, sicurezza e cultura, biblioteche e turismo. Ecco, sono deleghe che abbiamo richiesto, quindi c'è stata una discussione, abbiamo avuto l'opportunità di dialogare con il Presidente Marcon che ci ha dato fiducia, ci ha dato queste deleghe così importanti, così strategiche. Siamo felici di poter cercare di trasformare, come diciamo sempre, idee in azioni. C'è poi la questione dei tagli dei fondi dal governo per i comuni, bilanci a rischio dunque, e per i cantieri legati anche al PNRR, per i quali i municipi stanno anticipando i costi in attesa che arrivino i fondi dallo Stato. Sentiamo il sindaco di Farra di Soligo. Quest'anno già fino all'annualità del 2028 ho un ammanco annuale di altri 30.000 euro legato appunto a questi famosi tagli che vengono fatti. Ulteriori tagli che pesano sulle casse dei municipi, 30.000 euro a Farra di Soligo comune, come molti altri alle prese con i progetti finanziati con fondi PNRR, cantieri per i quali le amministrazioni stanno anticipando i soldi in attesa che venga restituito loro quanto spetta. Noi come sempre succede prepariamo i progetti, corriamo anche per preparare i progetti, ci vengono assegnati i fondi e poi i fondi arrivano per il contagocce. Per Farra un esempio su tutti, la realizzazione della nuova scuola primaria di Col San Martino, il cui cantiere procede spedito secondo cronoprogramma. Io con il fondo del PNRR ho preso 3 milioni e 100 su un totale di circa 4 milioni di euro. 4 milioni 400 mila euro il costo dell'opera. Al momento il Comune ha pagato alla ditta che si sta occupando dei lavori oltre 1 milione e 600 mila euro. Di questi 729 mila euro sono i fondi PNRR che il Comune ha anticipato e che lo Stato dovrebbe restituire. Noi continuiamo ovviamente a mandare al Ministero tutte quante gli stati di avanzamento perché ovviamente speriamo di prendere quanto prima possibile tutti quanti la parte che ci spetta. Situazione preoccupante la definisce il sindaco anche in vista dei bilanci di fine anno. Nei nostri comuni, pensi il mio di 8.500 abitanti, se dovessero esserci dei ritardi o non arrivare dei fondi, è chiaro che io dovrò anticipare, ma come li anticipo? Dover anche anticipare magari importi importanti come questi inizia davvero insostenibile, quindi i bilanci che fine faranno? In questo scenario potrebbe essere necessario sacrificare qualche voce, fermo restando che sociali e opere pubbliche non si toccano e che non ci saranno ulteriori aggravi per le famiglie. Potrebbe essere quella della sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica piuttosto che l'asfaltatura delle strade. È brutto da dire, però da qualche parte bisogna pur tagliare. Per quanto riguarda la questione PNRR, ANCI Veneto si sta muovendo con le prefetture delle diverse province per sbloccare la situazione. Io mi auguro insomma che l'ANCI batta i pugni sopra la tavola e che riesca a darci una risposta. E torniamo con la cronaca dal territorio subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio in diretta, prima edizione, in questo martedì 15 ottobre. Come promesso continuiamo con la cronaca. In apertura di questa prima edizione avevamo dato conto di un incidente sul lavoro, l'ennesimo questa mattina intorno alle 9:30 in via Tagliercio di Spresiano, Lovadina. Un operaio 56enne di San Donà di Piave è caduto dal tetto del locale Bocciodromo dove stava lavorando. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma non è allo stato in pericolo di vita. Procede lo Spisal unitamente al personale della locale stazione dei Carabinieri. E appunto l'ennesimo incidente di ieri, infatti il trauma spinale di un 45enne provocato dalla caduta da 5 metri. Siamo a Valdobbiadene. L'ennesima caduta, l'ennesimo drammatico infortunio sul lavoro, 8:30 del mattino, via Roccate, Ferrari a Valdobbiadene. Un operaio di 45 anni del luogo, intento ai lavori di ampliamento di un'abitazione privata, è precipitato da un'impalcatura cadendo a terra da un'altezza di 5 metri. I colleghi dell'impresa edile Miotto Germano hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in prima battuta per estrarre in sicurezza l'uomo dallo stretto passaggio in cui era finito e affidarlo poi alle cure del personale del SUEM 118, arrivato sul posto con l'ambulanza di Pedemontana Emergenza, l'automedica di Pieve di Soligo e l'elisoccorso di Treviso. E proprio in elicottero l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Cafoncello con una prima diagnosi di trauma spinale. Le sue condizioni sono serie. Del caso si stanno occupando carabinieri e ispettori dello Spisal. All'indomani della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, la Marca registra dunque un nuovo infortunio che fa lanciare una volta ancora ai sindacati l'appello alle aziende per una formazione continua dei lavoratori in materia di sicurezza. E ora ci spostiamo a Padova. L'incendio all'hotel Alexander di Abano Terme. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta per incendio colposo. Sono stati tutti dimessi 44 ospiti dell'hotel Alexander rimasti intossicati e feriti durante l'incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica. Ieri in serata hanno lasciato l'ospedale di Padova anche gli ultimi 3 ricoverati, 3 persone che avevano riportato delle fratture cadendo dalle scale negli attimi concitati della fuga dai piani invasi dal denso fumo nero. Intanto la procura di Padova ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato e di incendio colposo sembrano infatti non esserci dubbi sul fatto che le cause del rogo siano accidentali. Il vano al secondo piano, dove si trova il cavo elettrico da cui è partita la scintilla, è stato sequestrato per consentire ulteriori ispezioni da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il direttore dell'albergo spera che venga dissequestrato al più presto per far partire la bonifica e la sistemazione dell'impianto. Siamo già pronti con squadre di bonifica, con elettricisti che si possano mettere subito all'opera. Dobbiamo solo aspettare che ci dissequestrino questa benedetta sala. Per le terme, quella autunnale è alta stagione, ci sono molti convegni in programma da qui a fine anno. Proprio nel fine settimana era in corso una convention dedicata allo yoga e alla meditazione con monaci arrivati da Los Angeles. Quindi per l'hotel Alexander non ci sono solo i danni provocati dalle fiamme, stimati intorno al €1.000.000, ma anche la chiusura imposta in questi giorni finché la struttura non verrà sistemata. Dei 273 ospiti evacuati, 91 sono stati già trasferiti in altri alberghi delle terme, i restanti dopo le dimissioni dall'ospedale sono tornati a casa. E a un mese esatto dall'incidente a Napoli, costato la vita a Chiara Iaconis quando una statuetta caduta ha colpito a morte la giovane turista padovana in vacanza con il fidanzato, verrà inaugurato nella via dei Quartieri Spagnoli, teatro della tragedia, un murale che raffigura il volto della trentenne, un'altra dimostrazione d'affetto da parte di un rione e di un'intera città che è profondamente colpita da una tragedia assurda, ora oggetto di un'inchiesta che sta ancora cercando di chiarire la dinamica di quanto accaduto. A un mese dalla morte di Chiara, quindi deceduta il 17 settembre, dopo 2 giorni di agonia in ospedale, si sono celebrate 2 messe, una a Parigi dove la ragazza viveva col fidanzato Livio e il 17 ottobre nella chiesa della Madonna Incoronata a Padova, parrocchia della famiglia, ed è stata organizzata un'altra messa in suffragio in suo onore. E ancora a Padova, il Luna Park della Sagra di Curtarolo nell'Alta Padovana è stato teatro di una rissa tra minorenni, ferita alla testa una delle 2 contendenti.
Rissa tra tredicenni al Luna Park della Sagra di Curtarolo nell'Alta Padovana. Un faccia a faccia tra due giovanissime domenica sera verso le 22:30 nell'area vicino al santuario della Madonna di Tessara, in cui sono posizionate le giostre. Il diverbio, che ha coinvolto anche le compagnie di amici delle due ragazzine, si è fatto dai toni sempre più accesi e dalle parole si è passati ai fatti. Uno spintone però ha fatto cadere una delle due, una tredicenne residente nel comune di Curtarolo, che ha sbattuto la testa contro una pedana metallica. Attimi di paura, poi la giovane è stata soccorsa e medicata dal personale del 118 presente come presidio alla manifestazione, scongiurando danni più gravi. Nel frattempo, per sedare la rissa, si erano già mossi gli addetti alla sicurezza dell'evento e una pattuglia di polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. All'arrivo degli agenti, un fuggi-fuggi di minori, nonostante questo, le protagoniste della lite sono state identificate. Sul posto sono arrivati anche i genitori delle due e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cittadella. I DASPO sono provvedimenti presi nei confronti di chi durante manifestazioni sportive ha condotte illecite. A Padova il questore ha disposto 10 DASPO fuori contesto, ovvero a persone che sono denunciate per reati non commessi durante queste manifestazioni. 10 DASPO fuori contesto da tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale in relazione a specifiche condotte illecite tenute in ambito extrasportivo come rissa, rapina, lesioni, furto, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, resistenza pubblica ufficiale e porto abusivo di armi. Sono stati emessi dal questore di Padova Marco Dorisio. Tra di loro anche 6 minori tra i 15 e i 17 anni. I controlli della divisione polizia anticrimine hanno portato ad accertare che negli ultimi mesi si sono verificati un ripetersi di azioni violente commesse da giovani coinvolti appunto in episodi di rissa e trovati in possesso in quelle circostanze di armi, soprattutto da taglio, che hanno evidenziato la particolare pericolosità sociale. La finalità del DASPO fuori contesto è quella di evitare che persone coinvolte in fatti di reati caratterizzati da particolare allarme sociale e condotte violente possano accedere a manifestazioni sportive, luoghi in cui comportamenti analoghi potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. È stato inoltre emesso un DASPO della durata di 3 anni nei confronti di un 17enne con a carico precedenti penali e di polizia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, furto, lesioni personali, rapina, resistenza pubblica ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e percosse, già destinatario nell'agosto scorso di un avviso orale. E rimaniamo a Padova perché verrà affidato domani l'incarico per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che giovedì scorso ha travolto e ucciso la 12enne ucraina che stava attraversando il passaggio a livello di via Friburgo, proprio a Padova. Sul tratto di binario che attraversa via Friburgo e il quartiere Stanga, dedicato ai convogli merci, non si può viaggiare a più di 30 km/h. Questo è il limite imposto dalla legge e questo è quello che dovrà chiarire la perizia tecnica affidata dalla Procura di Padova per capire a quanti km/h stava procedendo il treno che giovedì pomeriggio ha investito la piccola Olesia Ciprianciuc, la studentessa 12enne, morta mentre attraversava il passaggio a livello nel tratto in cui è previsto un attraversamento pedonale. I filmati delle telecamere hanno confermato che la ragazzina stava attraversando nel momento in cui le sbarre erano abbassate. La procura ha indagato per omicidio colposo i 2 macchinisti della locomotrice che era diretta all'interporto di Padova, un atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto mentre la piccola Olesia stava tornando a casa da scuola in compagnia di altre 3 amichette che invece hanno fatto in tempo a passare prima del treno. I 2 macchinisti, vedendo la 12enne, hanno tentato di frenare ma non sono riusciti ad evitare l'impatto letale per la studentessa, morta alcune ore dopo nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova. Furbetti del cartellino. 2 funzionari del comune sono stati denunciati dagli uomini della Guardia di Finanza. Siamo in un comune del Vicentino.
Avrebbero effettuato attività private durante l'orario di lavoro 2 funzionari dipendenti dal comune di Montecchio Precalcino che sono stati denunciati dalle Fiamme Gialle di Vicenza assieme ad un geometra esterno. È il risultato dell'operazione doppio gioco avviata lo scorso anno dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, che avrebbero documentato una serie di illeciti a carico degli indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio. I 2 funzionari con qualifiche di architetto e geometra avrebbero gestito pratiche personali durante l'orario di lavoro, conferendo solo formalmente l'esecuzione dei lavori del valore di oltre 25.000 euro ad un geometra esterno anch'esso denunciato. I 2 funzionari inoltre avrebbero rivelato gli argomenti della prova d'esame ad un'impiegata assunta a tempo indeterminato grazie ad un concorso pubblico. I 2, presentando alla fine le dimissioni dal loro incarico, hanno evitato l'interdizione dai pubblici uffici. Le somme però indebitamente guadagnate e parte dello stipendio sono stati sequestrati dai finanzieri. E in tribunale a Vicenza la sentenza nel processo per la morte del campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. A nome del popolo italiano, il Tribunale di Vicenza, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Rieke Wolfgang responsabile del reato ascrittogli e riconosciutegli le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 62 numero 6 del Codice penale, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. La sentenza dice colpevole. In tribunale a Vicenza il camionista Wolfgang Rieke è condannato a 4 anni di reclusione. Una storia che inizia il 30 novembre del 2022, quando il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin viene travolto e ucciso dal tir tedesco a Montebello Vicentino. Wolfgang Rieke, 63 anni, subito dopo l'incidente si ferma ma poi riparte per la Germania. Per questo l'accusa di omicidio stradale è aggravata dalla fuga, un reato per cui il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione. Ci aspettavamo una pena superiore rispetto a quella che era stata proposta in sede di patteggiamento, che era di 3 anni e 11 mesi, una pena leggermente più pesante, ma ripeto, insomma, la nostra è una presa d'atto, in quanto insomma, parlare di soddisfazione in questi casi non si può, in quanto ovviamente, scusate la frase fatta, ma Davide Rebellin è deceduto. Messo agli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano, Wolfgang Rieke il 23 maggio di quest'anno è stato colpito da un ictus ischemico. Per la gravità delle sue condizioni il camionista è tornato in Germania, dove si trova tuttora in cura. Se lui oggi era impossibilitato ad esserci, c'erano invece i familiari di Davide Rebellin, il fratello Carlo e la mamma Brigida, che, chiusi in un composto silenzio, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Hanno affidato le loro parole a un comunicato in cui si dicono moderatamente soddisfatti, sottolineando che però Davide non tornerà. Sono stati accompagnati in aula dal loro legale, l'avvocato Davide Picco, e dal consulente Alessio Rossato. Diciamo che la pena è relativa per loro, nel senso sono felici comunque sia stata presa una decisione e che sia stato dato questi 4 anni. Ovviamente non può compensare la perdita di una persona cara. Dispone la revoca della patente di guida di Rieke Wolfgang e manda al prefetto di Vicenza per i provvedimenti di competenza. Wolfgang Rieke è stato condannato anche alla revoca della patente. I legali del camionista tedesco hanno preso atto della sentenza, ma adesso sarebbero pronti a ricorrere in appello. Non è andata meglio delle nostre aspettative, in quanto comunque ci sono vari elementi anche su quella che è stata la dinamica dell'incidente, che possono portare a conclusioni ancora più favorevoli al nostro assistito, e di conseguenza poi in appello cercheremo di far valere anche queste ulteriori ragioni. Provo amarezza per tutte quelle persone che non c'entrano nulla con la vicenda ma vengono tenute sulla corda. Sono le dichiarazioni dell'avvocato Maurizio Paniz dopo il rinvio dell'udienza Una Bomber al 24 febbraio. I periti hanno bisogno di più tempo per depositare le loro relazioni. Purtroppo un ennesimo rinvio. I tecnici dicono che hanno bisogno di più tempo per completare le perizie.
Udienza una bomber rinviata al 24 febbraio. È quanto disposto questa mattina dal giudice per le indagini preliminari Luigi De Notti al Tribunale di Trieste dopo l'incontro con le parti. Serve più tempo per completare le relazioni dei periti. Durante l'udienza del 18 luglio erano stati concessi altri 3 mesi per il lavoro dell'ex comandante dei RIS di Parma Giampiero Lago e dell'esperta consulente in DNA mitocondriale Elena Pilli, che stanno esaminando i reperti dell'inchiesta alla luce delle nuove tecnologie. Gli esperti avrebbero dovuto depositare le loro relazioni entro il 26 ottobre. Maurizio Paniz, avvocato di fiducia dell'ingegnere Elvo Zornitta, indagato per anni per la vicenda Una Bomber e poi scagionato, ha espresso amarezza per l'ennesimo rinvio dell'udienza. Io constato che sono passati quasi 2 anni e il 24 febbraio saranno addirittura superati 2 anni. Mi amareggia molto pensare che persone che non c'entrano nulla stiano sulla corda nel tempo e che la giustizia non riesca ad essere più rapida. Non ne faccio colpa a nessuno, però il dato di fatto è questo. Sull'home page del Corriere del Veneto, ora per le notizie che arrivano in questi minuti nelle redazioni, una docente precipita in montagna sotto gli occhi del fratello, morta dopo un volo di 200 metri. Francesca Rossi, 45 anni, insegnava econometria a Verona. L'incidente avvenuto in Lombardia e poi in primo piano ancora in Veneto la mancanza di posti nelle case di riposo, 10.000 anziani in lista d'attesa, un tema che torna sempre. Costi e carenza di personale, difficile ampliare gli spazi, una popolazione che invecchia e delle strutture che non sono più in grado di sopperire al bisogno che c'è in questi tempi. E poi sulla tribuna di Treviso per il giallo a Bibbione, perché dal mare affiora il cadavere di una giovane donna. Sul posto sono intervenute forze dell'ordine, ma al momento non sono stati trovati indizi sull'identità, che il cadavere non aveva con sé documenti o altri elementi utili al riconoscimento. Dunque è un giallo che seguiremo anche noi nelle prossime ore, potremo darvi maggiori aggiornamenti nelle edizioni dei telegiornali della sera. Noi andiamo invece nel veneziano perché sono stati pubblicati i dati ACI Istat sugli incidenti stradali, vittime e feriti nelle province d'Italia. In Veneto, maglia nera a Venezia, più di 26 vittime in un anno. La maglia nera in Veneto per numero di incidenti stradali, vittime e feriti la porta Venezia. Lo rivelano i dati ACI Istat relativi al 2023 comparati a quelli dei 2 anni precedenti. Se nel 2022 i morti sono stati 51, nel 2023 sono saliti a 77, dunque 26 in più. I feriti sono passati da 3.196 a 3.227. Il numero totale di incidenti è lievemente diminuito, passando invece da 2.384 a 2.348. Questi numeri, uniti a quelli delle altre province venete, confermano che gli incidenti stradali restano una piaga anche a nord-est. Fatta eccezione per Padova, che ha visto invece un netto calo, meno 26 vittime, e che in valore assoluto sale sul podio delle province italiane insieme a Novara, Alessandria e Torino. Sempre per valore assoluto, ma dal lato opposto, a seguire Venezia invece ci sono Bologna e Milano e Reggio Calabria. Un buon risultato lo raggiunge Treviso, che passa da 63 morti a 54, Rovigo da 22 a 14, mentre Vicenza da 45 a 43. Belluno da 16 a 19, in lieve aumento, così come Verona, che passa da 60 a 64. Prato, Genova, Monza, Brianza, Rimini, Fermo, Trieste e Milano sono invece le province in cui gli incidenti risultano meno gravi. In base ai dati ACI Istat, dunque, nel 2023 sono stati registrati in media 456 incidenti, 8 morti e 615 feriti al giorno. Le statistiche provinciali mostrano dunque un lieve calo nel numero delle vittime, ma un aumento, seppure in misura contenuta, di incidenti e feriti. E noi cambiamo decisamente argomento, torniamo a Treviso e provincia per parlare di Sile. Saluto e presento, ci ha raggiunto in studio Tommaso Cappuccio, presidente della FIPSAS di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Perché ieri mattina sono arrivati sul Sile a Casiera alcuni esemplari di storione cobice, una specie endemica del Golfo di Venezia, una specie protetta in via d'estinzione. Raccontiamo questo intervento. Buongiorno. Buongiorno.
Sì, come diceva lei prima, la specie è fortemente a rischio, è una specie endemica del Golfo di Venezia e la nostra federazione, la FIPSAS, ormai dal 1999 che segue questa sorta di progetto per riuscire a portare avanti uno stock ittico di questa specie gestibile. E proprio ieri mattina, grazie anche alla Regione del Veneto che comunque dà dei supporti alle associazioni con dei progetti anche e degli obblighi tiogenici che devono essere mantenuti, viene fatto un ripopolamento con 47 animali bellissimi, tra l'altro dai 90 cm al metro e qualcuno anche 70 cm, molto belli. E tutti quanti questi pesci sono microchippati, vengono segnalati con uno strumento proprio per leggere il codice del microchip, anche perché questa specie non è catturabile, quindi se un pescatore cattura per qualsiasi ragione questa specie, questo pesce, deve chiamare le nostre guardie o le guardie della polizia provinciale per far rilevare questo codice attraverso uno strumento che è il lettore di microchip, dove poi vengono analizzati i dati, quindi gli spostamenti vari che vengono fatti e quant'altro. È quello che noi vediamo ora nelle esatto. immagini? Quello che noi vediamo nelle immagini è questo strumento. Tra l'altro le due dottorande che hanno partecipato alla semina hanno analizzato la genetica di questi animali prima che venissero inseriti all'interno del sile, proprio per garantire un ceppo di questa specie reale. Sono veramente animali rari, anche perché non è che possiamo seminare quantitativi enormi perché hanno un costo esagerato, però pian pianino ci riusciamo. Lo possiamo dire? Beh, quelli di ieri andavano dai 180 ai 200 euro ad animale. Sono specie rare e protette, il vostro intento è quello appunto anche di ripopolare la fauna del fiume? Sì, noi a parte questo progetto in particolare, questi, lo ribadiamo, questi sono degli obblighi tiogenici che vengono dati dalla Regione proprio per l'inserimento di questa specie, ma noi a parte questo facciamo proprio delle opere di ripopolamento con altre specie autoctone del fiume Sile, come carpe, tinche e altre specie, proprio per riuscire a mantenere lo stock ittico nel fiume, anche perché lo stato di salute del fiume Sile non è proprio il massimo, ma non è neanche una cosa bruttissima. Raccontiamo un po' come sta il Sile. Il Sile sta abbastanza bene, ci sono a volte degli episodi purtroppo brutti, qualche sversamento di idrocarburi o altre sostanze poco piacevoli che tra l'altro non arrivano direttamente, non vengono fatti direttamente sul Sile, ma a volte arrivano dai canali che poi scendono sul Sile e questo purtroppo spesso va a intaccare anche quelle che è la fauna ittica. È anche vero che il Sile purtroppo, dovuto un po' anche al cambiamento climatico, a quelle che sono tutte le attività che vengono fatte dall'uomo soprattutto, ha una forte presenza anche di animali alloctoni all'interno, come il siluro. Difatti la misura di questa specie che noi abbiamo rilasciato ieri, così grande, è stata fatta proprio per constatare se mollandoli, rilasciandoli un po' più grandi, sono meno predabili da altre specie. Ok, e più o meno per chi non si occupa del tema, cosa possiamo incontrare nel Sile? È un'acqua che noi vediamo in superficie di solito. Allora, ribadisco, non è proprio
inquinato al massimo, anzi ha una buona qualità d'acqua, visto anche la portata e tutto quanto. Non è tra le migliori, per carità, però è decente. Tra l'altro ci sono anche delle specie che sono proprio indicatori di acqua discreta, e in Sile ce ne abbiamo diverse. Quali sono, per esempio? Per esempio la tinca. Okay. La tinca è una delle specie dove, se l'acqua non è proprio buona, non sopravvive. Invece ce n'è. Il luccio, la stessa cosa. Il fatto è che in questo momento, più che l'acqua, mancano gli ambienti. Un po' perché non vengono più curati i fossi, i famosi fossi adiacenti al fiume non vengono più curati, che sono i siti di frega della maggior parte dei pesci che vivono in Sile, e purtroppo, non avendo più gli accessi, perché oramai sono diventati pieno di qualsiasi cosa all'interno, tra quello che è il canneto che non esiste più per ovvi motivi. Ci sono determinate situazioni che andrebbero riviste, che andrebbero controllate e che andrebbero aiutate al nostro fiume. Cosa si può fare, per esempio? Come associazioni ci sono diverse associazioni che si muovono sul territorio, che riescono a fare diverse attività. Noi per esempio con la nostra, anche sabato mattina, insieme a un'altra associazione che si chiama Open Canoe Made, abbiamo la pulizia del corso del fiume, quindi cerchiamo di tirar fuori quanto più pattume possibile, perché qui è l'uomo che fa queste cose. Cerchiamo di ripulire quanto più possibile, naturalmente nel nostro limite, ma ci vorrebbero degli interventi addirittura da parte dello Stato, proprio per cercare di limitare anche soprattutto gli sversamenti che ci sono durante il periodo dell'anno. Noi in questo momento abbiamo già la preoccupazione delle varie agricolture che vengono intorno al fiume, dove chi per un qualche motivo arriva e lava magari gli attrezzi nel fiume e quant'altro, magari non si rende neanche conto del danno che potrebbe creare all'ecosistema. Qual è il maggior fattore di inquinamento che voi riscontrate su questo fiume? In questo momento quello domestico. Noi controlliamo diversi chilometri di acqua, perché con la nostra guardiania noi facciamo tantissimo presidio del territorio, e quello che viene rilevato maggiormente, ancora ci sono tantissime persone che non so se lo facciano apposta, se lo facciano per qualche motivo particolare, ma noi troviamo addirittura i sacchetti chiusi e lanciati in acqua. Di spazzatura? Spazzatura, quindi inquinamento domestico tantissimo. Quindi immagino anche, non lo so, bottiglie di detersivo? Sì, certo, Okay. certo. Quindi proviamo a dare anche un senso di quello che possiamo trovare, perché anche noi sappiamo, anche solo una goccia d'olio può inquinare tantissimi litri d'acqua, giusto? Certo che sì. Quindi non immaginiamo anche magari detersivi o agenti chimici sostanzialmente, no? Che vengono utilizzati anche nelle case. Sì, soprattutto sacchetti, ripeto, con rifiuti domestici, che spesso e volentieri vengono proprio gettati, perché si vede chiuso il sacchetto, quindi viene proprio gettato così. Tante altre volte invece troviamo anche delle taniche, esempio di diserbanti, che vengono utilizzati magari per qualche lavoro in agricoltura o altro. Non voglio dire che viene buttato apposta, ma magari poca cura, vento, pioggia, il fiume raccoglie e porta giù. Questo dà molto danno all'ecosistema. Noi abbiamo notato nel corso degli ultimi anni, nell'ultimo decennio soprattutto, sta sparendo completamente la cannuccia palustre, che è un fitodepuratore naturale. Purtroppo se ne trova sempre meno lungo il fiume.
Abbiamo poco tempo, però quello che mi premeva sottolineare era appunto l'importanza, ricordiamo, di questa rimissione dello Storione. Raccontiamo anche perché è importante per il fiume questo. Beh, intanto è importantissimo perché è una specie che abbiamo solo noi e dovrebbe essere motivo d'orgoglio riuscire a riportarla a una popolazione decente. È una specie risalente all'era preistorica perché è l'unico pesce ancora veramente risalente all'era preistorica. Difatti non ha squame come pesce, non ha scaglie, ma ha placche ossee. E quindi è veramente un pesce bellissimo da vedere, è un pesce diventa anche abbastanza grande perché si aggira intorno al 1,20 m, 1,30 m quando raggiunge la massima sua crescita. E quindi vi augurate insomma che continuino a vivere nel fiume. Io ringrazio Tommaso Capuccio per essere passato in studio a noi a raccontarci questo intervento e questo studio. Noi ora andiamo in pubblicità, pochi minuti, e poi torneremo a parlare di Sile, ma in un modo diverso. A tra poco. Rieccoci in diretta, prima edizione, insieme ancora per poco, ma giusto il tempo per continuare a parlare di Sile, ma in modo diverso, e lo facciamo tramite un libro illustrato per bambini. Con me in studio mi ha raggiunto Alberto Sordi, autore del libro Perché per i bambini, ha scritto Bruno, il cane del Sile, un modo per educare e istruire i bambini al nostro territorio, a farlo conoscere attraverso una storia d'amicizia che ha come protagonista un cane, ma anche tutti gli animali, l'ecosistema che lo popola. Alberto, buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti, grazie per l'accoglienza dell'ente e per la disponibilità concessami. Dunque, Bruno, il cane del Sile, ha poi anche una finalità educativa, ma di questo poi adesso ne parliamo. Certo. Ci racconti da dove nasce, poi anche una finalità benefica. Sempre i bambini sono al centro di questo progetto, Alberto, vero? Sì, esatto. Allora, diciamo che il progetto nasce nel 2022, quando è stato pubblicato il primo libro di Bruno, il cane del Sile. Ci lavoravo un po' da qualche anno e nel 2022 ha visto la pubblicazione. È un progetto che nasce, giustamente come si diceva, per i bambini e per l'ambiente, per il nostro territorio. È un progetto proprio che parla di territorio perché le avventure di Bruno si sviluppano lungo le rive del fiume Sile e lì Bruno avrà l'occasione di conoscere gli animali che popolano le nostre amate rive e con loro fare proprio delle avventure lungo il territorio, su dei luoghi che esistono realmente, ed è proprio questo il concetto e la fortuna che ha avuto il libro. I bambini, grazie al libro, sono riusciti a conoscere e ad innamorarsi del territorio. Un libro che arriva anche nelle scuole, che è arrivato anche nelle scuole proprio per questo motivo, giusto? Sì, allora ci tengo a dire che in un periodo dove un po' i social network la fanno da padrone con linguaggi e atteggiamenti a volte discutibili, Bruno in questi 2 anni ha saputo imporsi e portare dei valori quali l'amicizia, il coraggio e proprio l'attenzione per il territorio. Bruno è diventato uno strumento didattico per le scuole che hanno abbracciato il progetto e ormai per i bambini Bruno è diventata un po' la mascotte del fiume Sile. Ecco. C'è già una seconda edizione, la prima ce l'ho in mano io, la seconda l'hanno appena inquadrata i colleghi della regia, che ringrazio. Un libro che ha come valore fondante l'amicizia. Sì, a volte mi commuovo parlando di Bruno. È vero che è una storia per bambini, ma i genitori, nonni e zie a volte mi abbracciano e mi dicono grazie Alberto perché ci hai fatto ritornare indietro negli anni. È un libro che appunto parla di valori fondamentali, e quello che ci tengo a dire è proprio perché Bruno è diventato un mezzo per arrivare a un fine, a uno scopo. Lo scopo è quello di fare del bene. Una cosa che proprio ci tengo a dire, al di là di tante incomprensioni che ci possono essere o che si sentono anche su influencer eccetera,
Bruno e io, nella mia persona, la beneficenza, quello che facciamo lo facciamo indipendentemente dalle vendite, e questo ci tengo a dirlo. Con il primo libro infatti cosa avevate fatto? Il primo libro è stata donata una bella cesta di libri al reparto pediatrico dell'ospedale Ca' Foncello, e grazie anche all'amministrazione di Casale sul Sile siamo riusciti a fare un evento in diretta streaming con il reparto pediatrico, e in quel giorno abbiamo animato le avventure di Bruno, e per quei bambini che erano accolti da dei bravissimi medici del reparto ma che non potevano assistere direttamente a questa rappresentazione, siamo riusciti a creare una diretta streaming, e questo mi ha riempito il cuore per il primo libro. Che risposta hanno dato questi bimbi? Beh, è stato fantastico, io mi emoziono, probabilmente io ho il cuore tenero e tendo ad emozionarmi spesso, però anche quando vado nelle scuole, quando rappresento questo libro, alla fine delle avventure i bambini mi abbracciano, quasi come avessi fatto loro un dono. In realtà sono loro che donano qualcosa a me. E invece con questo secondo libro che progetto avete in mente? Il secondo libro, lo dico sempre anche alle persone che incontro, mi sono spinto un po' più in alto, e grazie per questa possibilità. E come dicevo prima, questo nuovo progetto è un progetto importante dove ho dovuto sostenere dei costi importanti indipendentemente, come vi dicevo, dal libro. Questi costi sono stati in parte assolti da degli imprenditori, quindi se c'è anche qualche imprenditore all'ascolto che vuole darci una mano, sapete come contattarmi. E abbiamo realizzato un video che sarà donato a dicembre, un video con un drone che vola sopra il fiume Sile con una telecamera a 360 gradi, quindi io regalerò il video e soprattutto regalerò dei visori simili a questi, che sono dei visori per la realtà virtuale, ma qua non parliamo di virtuale, parliamo di reale. I bambini che sono nelle strutture, si parla di bambini con delle problematiche, avranno l'opportunità di volare realmente sopra il fiume Sile grazie a questo visore, ed avendo una telecamera a 360 gradi il bambino, solo girando la testa, potrà rendersi conto di che paesaggio abbiamo attorno. Possiamo vedere i cigni, possiamo vedere le persone che camminano sulla Greenway. È un progetto veramente importante, credo che in Italia non sia mai stata realizzata una cosa del genere, e io quando l'ho provato, credetemi, nonostante io conosca il Sile abbastanza bene, mi sono venuti i brividi. Quindi dare l'opportunità, insomma, a chi ai bimbi che non possono magari frequentare i posti perché magari hanno delle problematiche legate anche al movimento e alla deambulazione, di vivere questi territori ma soprattutto di conoscerli, giusto? Giusto, corretto. Credo sia un'emozione molto importante da regalare ai nostri bambini, e soprattutto ci tengo a fare questa cosa perché, come vi dicevo, Bruno è stato per me un mezzo per arrivare a un fine, a uno scopo, e grazie a questo libro io credo si riesca a far del bene. Fare del bene ai bambini e soprattutto educarli al nostro ambiente, al nostro territorio. Prima parlavamo della reimmissione di questa specie protetta all'interno del Sile, e con questo libro, con queste attività e anche l'educazione che viene fatta ai bambini è un modo in più per proteggere il nostro territorio, perché la conoscenza, insomma, rende tutti molto più consapevoli del patrimonio che viviamo e abbiamo sotto i nostri occhi quotidianamente. Siamo giunti alla fine di questa prima edizione. Ringrazio Alberto Sordi, autore del libro Il Bruno, il cane del Sile, per averci presentato questo progetto. Subito dopo di noi il meteo, ma ricordo che dalle 13:40 c'è il consueto approfondimento dedicato alla salute, in studio con Alice Montagnier come ogni martedì, specialisti dell'US2 Marca Trevigiana. Oggi si parla di cardiologia interventistica
con in studio il dottor Carlo Cernetti, direttore della cardiologia dell'ospedale di Treviso e di Castelfranco. Grazie quindi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento subito dopo di noi con l'approfondimento dedicato alla salute. Grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.